Amici bellini, buongiorno, buon pomeriggio, insomma, dipende da quando anche ve lo vedete, non tutti se lo cliccano subito, capita, vabbè, non fa niente. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte, tutto a posto. Ci sono le classiche notizie da Napoli, insomma, si bloccano dei giocatori e ne dobbiamo parlare, facciamo un pochino di ipotesi, perché io poi non sono manco sicuro che si fa un cambio di modulo. Cominciamo da... Amici bellini, ma ci credete? Nicola, Napoli.Toronto. Toronto, maronna mia Sono ragazzi. appunto a trovare il mio amico qui, Valerio, qui a New York. Saluto tutti i tifosi napoletani da tutto il mondo, a Toronto, Napoli Club Toronto. E adesso Insigne va da lui e lui lo deve Io accogliere. ancora non ci credo, non ci credo. Lo seguiremo. Il Toronto pare, mi ha detto, ha perso una partita e ha pareggiato un'altra, Sì. non hanno cominciato benissimo. Però magari adesso arriva Insigne, Speriamo. più tardi possibile, che teniamo il che fare. Insomma, avete visto? L'amico Nicola mi è venuto a trovare, che meraviglia. Da Toronto. E poi ricordiamo anche così distrattamente che il Toronto ha già cominciato il campionato e non hanno cominciato proprio benissimo. La prima partita, come vedete qui su questa diapositiva, l'hanno pareggiata 1-1 contro i Dallas e la seconda partita l'hanno persa brutto in casa 1-4 contro i New York Red Bulls. New York, Valerio Fluido da New York. Lasciate un like di misericordia per Meret, perché è proprio sfortunato su Aioni. Poi il commento classico è di cristallo, è una cristalliera, si rompe sempre, eccetera eccetera. È vero anche questo, quindi il Napoli deve fare una considerazione a 360 gradi. Ragazzi, quando noi facciamo la valutazione dei calciatori e diciamo questo è forte, questo non è forte, questo ha potenzialità, purtroppo la propensione agli infortuni è una delle cose che bisogna tenere presente. Ci sono dei giocatori che non si infortunano mai. Prendiamo il nostro esempio, il carissimo esempio Callecon. Callecon aveva una continuità di rendimento, non era da 9, non è che faceva il doppio passo e se ne andava e ti metteva l'assist, però era sempre costante, giocava tutte le partite dal primo all'ultimo minuto e non si infortunava mai e saltava pochissime partite anche per ammonizione, per squalifiche, eccetera eccetera. Quello è un valore. Quello sicuramente è un valore. E abbiamo un altro esempio, per esempio è il nostro a questo punto è Di Lorenzo, che comunque le gioca tutte. Poi è chiaro, io cerco sempre di chiedere umilmente a Spalletti ogni tanto fagliela saltare una partita, perché ma è finito il campionato, quindi non è successo. E Malquit non ha recuperato, volendo fare un riepilogo di quelli che sono i disponibili. Possiamo fare anche un Ambrabam, se voi mi lasciate il like io vi faccio l'Ambrabam e il like dell'Ambrabam, l'Ambra like, un Ambra like. Vedete, ho scritto alcuni giocatori, li ho scritti in maiuscolo e penso che siano quelli che giocano di sicuro, perché non c'è nemmeno un'alternativa. Quindi Ospina deve giocare, sappiamo che Ospina si butta a capofitto e rischia sempre per il famoso coraggio di Ospina. Ospina, state accorto, buttati, perché si butterà comunque, non penserà di non avere Meretta alle spalle. Però stiamoci attenti, perché per Meret, trattandosi di frattura seconda vertebra lombare, roba del genere, io non sono un matematico, per carità, però non mi sembra una cosa su cui si può scherzare. Qualcuno nei commenti che magari è un medico sociale mi può dire se il campionato di Meret è finito, e a questo punto si deve fare un discorso per il futuro, capire Ospina lo rinnoviamo? No, non lo abbiamo rinnovato, puntiamo forte su Meret, un giocatore che comunque si infortuna spesso, ti ha dato delle garanzie, non lo so, ci ritroviamo di fronte alla possibilità di dover comprare due portieri.
Anche questo è da tenere presente. Comunque pensiamo al Verona, perché partita dopo partita, perché ci sono queste 10 non finali, non sono finali assolutamente, e quindi su Ospina non abbiamo dubbi su Di Lorenzo, perché Malquit non c'è, e quindi qui ci deve andare Di Lorenzo senza dubbio. C'è una buona notizia in questi cataclismi che succedono a Napoli, è che Tuanzebe ha lavorato in gruppo, quindi è fondamentalmente da considerarsi recuperato, non per partire da titolare, non esiste proprio, però è da tenere presente nelle eventuali sostituzioni, se le devi fare. Perché? Perché abbiamo detto, e nessuno lo sta dicendo, che sia Rachmani che Koulibaly sono diffidati, quindi al primo cartellino giallo non potranno poi giocare alla successiva, e quindi saltano la successiva. E nel momento in cui vi ho detto poi rimaniamo solo con Juan Jesus, no, perché Juan Jesus ha svolto terapie, c'è stato, io non lo so, questi indurimenti dei polpacci o dei muscoli, non lo so tecnicamente che cosa è successo, però parliamo di terapie. Siamo a venerdì, si gioca domenica, credo che al massimo possa andare in banchi. Qualcuno diceva magari lo metti al posto di Mario Rui per farlo riposare, no, quindi al massimo te lo porti in panchina, ma non ce l'hai, non è a disposizione fisicamente, e quindi se dovesse succedere qualcosa tocca a Axel Tuanzebe, e quindi teniamo presente questa cosa qua. Mario Rui, perché Ghoulam è in panchina, ma Ghoulam è un portafortuna, perché comunque ricordatevi sempre che Ghoulam, se sta bene, gioca titolare. Lì però si chiede a Spalletti, perché Spalletti lo ha detto è colpa mia, avrei dovuto farlo giocare di più, può essere pure, ce lo mettiamo Ghoulam qua in piccolo, però sarebbe una sorpresa, e vediamo se ce la fa questa sorpresa. A centrocampo Lobotka mi è sembrato quello che sta mantenendo più la forma. Ovviamente c'è sempre da considerare che c'è un Demme che era recuperato fisicamente, ma è un po' sceso nelle gerarchie, non rientra nei piani. Anghissà è stato recuperato, l'abbiamo visto entrare negli ultimi minuti, e quindi probabilmente lo dobbiamo tenere presente. Non ho notizie di Fabian, perché nel report dell'allenamento non se ne parla, però si parla di questa pubalgia continua, e quindi può essere che stia soffrendo, perché le ultime partite non sono state ottime. Allora non lo so se Fabian in questo momento ha bisogno di un turno di riposo vero e proprio. Non lo mettiamo sempre per sfizio, lo mettiamo piccolino qua, potrebbe essere che ce lo portiamo, magari sai, negli ultimi minuti. Il sinistro, pubalgia o no, è sempre quello che è, e quindi ce lo mettiamo qua. Poi abbiamo tutti i dubbi possibili e immaginabili per la tre quarti. Zielinski, Spalletti ci dice Zielinski deve giocare per entrare in forma. Anche Zielinski accende e spegne come un light switch le sue prestazioni, però io ho la sensazione che dovrebbe comunque cominciare. Ho più dubbi sulla destra, perché Politano, quella scaramuccia che abbiamo visto in campo tra Spalletti e Politano, non che abbiano litigato, ma se non sta facendo quello che effettivamente Spalletti gli ha chiesto, e con il recupero di Lozano potrebbe essere un'idea vedere Lozano qui. Vi ricordate anche l'anno scorso quando perdemmo con il Verona, quel lancio, mi pare che fu proprio di Demme, lancio per Lozano nei primissimi minuti e Lozano segnò. La verticalità si può fare non solo su Osimhen, ma anche su Lozano. Ricordiamo che il Verona comunque gioca a 3 dietro, con le fasce che corrono, 3-4-2-1 fondamentalmente. Non ci sarà Lazovic, ci dicono, e quindi su quella fascia potrebbero essere messi in difficoltà da un Lozano che scappa. Idem un ass. Lozano la fase difensiva la fa, un ass molto meno, quindi un ass io lo penso per il secondo tempo, ma non lo so, perché dobbiamo anche considerare la questione Insigne. Anche Insigne, ci dicono dal report, in via preventiva ha fatto lavoro separato. In via preventiva vuol dire che un'altra volta stiamo parlando, si è indurito il polpaccio, si è indurito il muscolo. Questo potrebbe essere portato sicuramente in panchina. Non lo so se può cominciare dall'inizio, e al posto di Insigne si può ragionare, ci si può mettere un Lozano qui e un Politano o un ass da quella parte, si può mettere direttamente Elmas, a meno che Elmas non voglia essere utilizzato. Non è che lo sceglie lui, ma che Spalletti non voglia utilizzarlo da titolare proprio come sottopunta o comunque come centrocampista aggiunto che debba aiutare
Osimhen nella fase di attacco. E quindi questi sono i vari dubbi. Non credo che si passi a un 4-3-3 puro, anche se lo sappiamo, basta poco, bisogna vedere le posizioni medie alla fine. Osimhen lo consideriamo qui in panchina, ce lo mettiamo a Ciro, e ovviamente c'è anche Petagnone da questa parte. E quindi queste sono le situazioni, ragazzi, mentre sappiamo che il Verona pare abbia recuperato anche Barak. Attenzione, Simeone in grandissima forma, Caprari che sta facendo una stagione importante, Barak che sappiamo che è fortissimo, e poi dobbiamo stare molto attenti a centrocampo, perché si parla di Ilić anche per il Napoli, per il futuro come calciomercato. A me piace tantissimo Tameze mi piace tantissimo, tanta corsa, fisicità, sta lì, non ha una cattiva tecnica assolutamente. Tameze sarà un giocatore da tenere d'occhio anche per il futuro, e poi vediamo come si comporteranno sulle fasce, perché i quinti quindi dovranno stare molto attenti, anche Mario Rui e Di Lorenzo, a fare le preventive. Ricordiamo Di Lorenzo che si stringe un po' troppo e poi arriva il quinto dall'altra parte. Però ragazzi, questa è una di quelle partite dove si giocherà probabilmente poco a pallone, falli sistematici, pochissimo tempo effettivo. Il Napoli la deve mettere sulla tecnica, perché se la mettiamo sulle seconde palle e sulla lotta così probabilmente perdiamo noi, perché loro sono più abituati a fare questo. Quindi l'obiettivo dovrebbe essere di far sparire il pallone, scambi stretti, rimaniamo belli stretti, scambio, gli fai perdere un pochino i riferimenti, perché a volte ti seguono a uomo, e quindi un Insigne, un Elmas, qui bisogna muoversi tanto in questa zona per far perdere un po' di riferimenti. Osimhen che se la vedrà con Gunther al centro. Ecco perché con i tre difensori del Verona io non vorrei il 4-3-3, ma vorrei uno Zielinski molto vicino, che sia Zielinski che sia Elmas. Mi piacerebbe Mertens, ma sarebbe un regalo proprio di Natale. Quando c'è il difensore centrale in mezzo ai due difensori centrali, due che attaccano e che quindi creano un pochino di imbarazzo ai difensori, ecco perché lo vorrei così, proprio una sorta di 4-4-2 anche quando si attacca. Ma ovviamente sono ipotesi peregrine. Se ci sono delle cose che mi sono dimenticato di dire, me le potete dire voi. Sull'intervista a Osimhen io stendo un tappetino di yoga pietoso, perché ovviamente io ho messo pure la sveglia alle 7, perché c'erano le parole di Osimhen. Quanta voglia hai di andare in Champions con la maglia del Napoli? Quanta voglia hai di vincere lo scudetto con il Napoli? Pochissima, mi scoccio, mi annoio, ha detto it's boring, ha detto Osimhen, ha detto in realtà mi fa stereo, io voglio giusto così andare al McDonald's, perché sì, probabilmente preferisce il McDonald's alla frittatina, ma non gliel'hanno chiesto, le domande importanti non gliele hanno chieste. Quindi al di là di questo, che è uno scherzo, non si dice quanta voglia, perché già c'è la risposta dentro. Si dice chi, quando, no quanto, quando, come, perché, le famose domande, no? Quando sei alla scuola elementare ti dici il giornalista fa così, le famose W eccetera eccetera. Ma questi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Idem, mi incalzate, gli amici Bellini mi incalzano su discorsi di cessione della società. È uscito il fatto dell'Esiad, come si chiama, il parco poi adesso un'altra società, un altro fondo, Sixth Street, non lo so, 60 miliardi eccetera eccetera. De Laurentiis lo valuta 700 milioni. Mentre parliamo di questa cosa qua, arriva la smentita tramite la radio ufficiale: non vendiamo la società, non abbiamo avuto nessuna offerta, non abbiamo intenzione. Quanta voglia abbiamo di vincere a Napoli e di rimanere sempre attaccati a questa società. Veramente diamo fiato alla bocca senza motivo. Secondo me queste notizie, per quanto riguarda la cessione, vanno commentate solo a cosa fatta, perché altrimenti perdiamo proprio il tempo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Oggi è martedì. Domani, che sarà martedì, mi posso aspettare la conferenza di Spalletti, e stiamo tuned, perché può essere che uscirà qualche cosa di interessante, perché secondo me poi gli addetti ai lavori qualche cosa ci pensano, ci ragionano, e magari qualche nuova domanda potrà pure arrivare. Chi lo sa, noi siamo speranzosi. Voi pure, sì, c'è un po' di speranza.
Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.